Buonasera e benvenuti al Notiziario Napoli, dove vi portiamo le ultime notizie che tengono con il fiato sospeso la città partenopea. Oggi, l'attenzione è tutta incentrata su Walter Mazzarri e la sua squadra, con un'ansia palpabile nell'aria in vista della sfida cruciale contro la Juventus. Ma prima degli aggiornamenti, oggi abbiamo avuto dichiarazioni importanti del nostro grande Kvara. Guarda cosa ha detto. Kvicha Kvaratskhelia, attaccante in forza al Napoli, ha commentato le voci di calciomercato che lo vorrebbero al Real Madrid. L'attaccante del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di GeoTeam, dove ha parlato del suo impiego nel club partenopeo e del suo futuro, commentando le voci su un suo possibile approdo in Spagna. Non ha mai nascosto di avere tifato per i blancos del Real da ragazzino. Se sogno di andare al Real Madrid? Prima di tutto posso dire che in questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra. Rispondendo invece alla domanda sul Real Madrid, posso affermare che è stata una passione della mia infanzia. In questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Ci sono partite fondamentali da giocare, è una stagione importante. Mi sento molto felice a Napoli. Per quanto riguarda il futuro, ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora penso esclusivamente al Napoli. Qui sto bene e sono molto concentrato, ha aggiunto l'attaccante degli azzurri. E ora gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. L'emergenza difesa si fa sempre più stringente per Mazzarri. A complicare la situazione, Olivera e Mario Rui sono fuori gioco, mentre Zanoli è fortemente in dubbio a causa di una lombalgia. Ma le preoccupazioni non finiscono qui. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, elemento chiave per gli azzurri, potrebbe essere assente per il big match all'Allianz Stadium. Di Lorenzo, stando alle ultime notizie riportate da Il Mattino, avrebbe manifestato problemi muscolari durante l'allenamento odierno, e i test clinici saranno fondamentali per valutare la sua disponibilità. Al momento, si sospetta un affaticamento, ma la situazione è in evoluzione. La tensione è alta a Napoli mentre ci avviciniamo al momento cruciale della sfida con la Juventus. Mazzarri deve affrontare non solo la forza dell'avversario ma anche l'emergenza difesa che potrebbe privarlo di giocatori chiave. Restate sintonizzati con noi per gli aggiornamenti su questa situazione in rapida evoluzione. Vi daremo tutte le informazioni cruciali in vista di questo appassionante confronto all'Allianz Stadium. Grazie per aver scelto il nostro canale. E continuate a seguirci per tutte le notizie sul vostro Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.